Un passo ufficiale contro il ridimensionamento degli istituti scolastici lo chiede Erika Baldin alla Giunta regionale del Veneto. La capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Ferrofini ha infatti depositato un'interrogazione a risposta scritta affinché anche l'esecutivo guidato da Luca Zaia si esprima se impugnare davanti alla Corte Costituzionale la nuova disciplina di riorganizzazione contenuta nell'ultima legge di bilancio 197/22, laddove taglia il numero dei dirigenti scolastici e, di conseguenza, a cascata, impone la riduzione dei numeri dei plessi. Analoga decisione di ricorrere era già stata deliberata negli scorsi giorni dalle giunte regionali della Campania, della Toscana, della Puglia e ora dell'Emilia-Romagna. Sollevare il conflitto dinanzi alla consulta, osserva la consigliera, significherebbe accertare se il provvedimento governativo, legiferando in via esclusiva, lede le competenze regionali riguardo l'istruzione e l'autonomia scolastica, che sono materie di legislazione concorrente ex comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione. Se il Veneto non vuole l'autonomia solo a parole, è il momento di dimostrarsi autenticamente federalisti e non lasciare che sia il governo centrale a decidere quante scuole venete debbano chiudere i battenti e accorparsi. Questo aspetto della legge di stabilità viola le prerogative di autodeterminazione sancite dalla Carta in capo ad ogni singolo territorio regionale. Tacere significa non fare gli interessi delle studentesse e degli studenti veneti costretti a frequentare classi di differente età e preparazione, con tanti saluti ai propositi di eccellenza e attrattività del sistema educativo stesso. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.